Dunque a Padova la corsa dell'Udinese verso la Serie A, mentre salgono di molto le quotazioni dei biancoscudati che superano in classifica i friulani e agganciano al quinto posto la Lucchese a quota 35. È stata una partita piuttosto nervosa e ne fanno fede le 6 ammonizioni equamente divise: Ottoni, Galderisi e Albertini del Padova, Dell'Anno, Angelo Orlando e Susic dell'Udinese. Partita nervosa si diceva, ma mai cattiva e agonisticamente tiratissima. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la gara cambia completamente volto nella ripresa, quando subito in apertura l'Udinese va in vantaggio. Insistita azione personale di Sensini che appoggia a Balbo, preciso il suo diagonale e gol. È il 19° centro in questa stagione dell'attaccante argentino capocannoniere del torneo cadetto. Il Padova pareggia al 19° su rigore con Galderisi, Lucci a terra in area friulana Zannoncelli e il signor Cesari di Genova non ha esitazioni nell'indicare il dischetto e dagli 11 metri Galderisi infila Giuliani che riesce solo a sfiorare il pallone. Al 34° il gol partita del Padova lo realizza Longhi riprendendo un colpo di testa di Murelli respinto dal palo. Poi più nulla fino alla fine, mentre esplode la gioia dei tifosi patavini. Nicolau, ti dica la verità, dopo il gol di Balbo all'inizio del secondo tempo, anche se praticamente c'era ancora un tempo a giocare, lei ci sperava lo stesso? Questo sì, anche perché vedevo sempre la squadra che era in ottime condizioni e certamente avevamo di fronte una grande Udinese, una squadra molto forte, molto ben disposta in campo, perciò ci sarebbe stato da soffrire, ma di riagguantare il risultato insomma ci pensavo. E poi nel calcio noi siamo anche abituati a fare certe rimonte, specie nei secondi tempi, e abbiamo fatto uno dei nostri secondi tempi e abbiamo avuto ragione di questa veramente forte Udinese.